Bella ragazzi, tutto il commentone veneziano, pole position, ho anche alzato il livello di difficoltà di 3 punti percentuali ragazzi, piano piano però con l'aggiornamento del motore sono andato veramente bene qui al Sachsenring ragazzi, e adesso vai con la gara, sono abbastanza in forma, Vai raga, andiamo perché abbiamo fatto una pole position iper storica, in un circuito che non è più mio amico da un po' di anni. Vai, 6 laps ragazzi, sono 6 giri da panico quel Sachsenring. Sarà dura 6 giri ragazzi, comunque la possibilità di sbagliare è elevatissima. Cioè, piano piano alziamo ragazzi, non voglio godermelo il gioco, cioè dopo quando anche il livello del pilota sarà alto si va iper a cannone, con difficoltà la pro gamer. Tanto già tutti gli aiuti li abbiamo tolti, il traction control lo tengo ragazzi perché comunque c'è, non ha senso toglierlo, cioè non ha voglia di rompermi i baroni, l'importante è avere la fisica pro. Allora, gli ho messo la prima parte del motore nuovo, sta già volando sta moto, ma comunque il Cume è anche in forma, Oh, cabaret. Comunque penso che quasi certamente faremo 2 stagioni in Moto 3, voglio godermi la Moto 3 ragazzi, insieme a voi, insieme ai Cumendini pazzi. Cabaret contro Veneziano. Se questo è il Cume sono dolori per gli altri. Se questo è il Cume, so dolori. Mamma mia, la sgommatona della vita. Il Cume c'è ragazzi, il Cume c'è con prepotenza e arroganza. Il Cume c'è. E l'Argentina sta pareggiando con la Nigeria, calma. Calma raga. Qua staccano ancora un po' prima, solo che non mi sento ancora sicurissimo. Mamma mia, più che altro la possibilità di sbagliare su 6 giri c'è. Vedo se vinciamo anche questa potremo anche azzardare un 90. Calma, come attento. Che sfida con Cabaret ragazzi, che sfida col Caba. E dopo facciamo un azzardo, se va bene questa gara possiamo tentare l'azzardo. No! Siamo tutti là raga. Più che altro più aumenta il livello secondo me il pilota, più vado meglio. Devo avere delle differenze abissali nelle linee che prendo. Voilà. Ciao Cava, adesso me lo ciuccio il Cava. Abbiamo Rodrigo Borgia anche dietro. Cabaret, ma Cabaret, su Cabaret se ne sta andando. Quando il Cava se ne va sono dolori. Mamma mia. Ok, secondo veneziano. La difficoltà è 83. Fisica pro, no aiuti. No, questa l'ho sbagliata in pieno, ho sbagliato tantissimo questo. Cabaret è mostruoso però, non c'è ne vince tutte Cabaret. Quelle che non vi... Ah, brutta questa, bruttissima. Qua stiamo rischiando da Rodrigo. No, sti errori però, come no sti errori. Cabaret è andato, bisogna difendere la seconda piazza. No, per guardare la mappa non ci credo, questo è un bruttissimo errore. Rodrigo Borgia mi supera. Mamma mia, le sto sgommando più un po'. Oggi il Q è proprio lodro. E c'è una moto comunque scarsa, questo mi fa ben sperare che potremo aumentare il livello veramente quasi a 120, perché quando avremo una moto più forte spaccheremo i culi. Attenzione Marti, siamo fuori dal podio in questo momento però Jorg è taroccato. Guarda come li mangio. Cabaret di un'altra categoria,
Cabaret è realmente di un'altra categoria e mi sto divertendo, era da un po' che non mi divertivo sul MotoGP e questa è cosa buona e giusta. Devo fare una bella stagione così poi vado su una moto bella figa e vinciamo il mondiale Moto13. Voglio fare il filotto, ne voglio vincere tutte, no, a parte scherzi, speriamo. Spero che Cabaret magari abbassi un attimo la cosa perché è devastante quest'uomo. Stiamo sgommando parecchio, eh? Very good, very good. Tipico very good di un uomo curioso. 2 giri e mezzo alla fine. Stiamo anche guidando bene, però ragazzi il Cabaret non lo vedo più. Mamma mia ragazzi, il Cabaret. Attenzione Antonelli, Laura Antonelli ci prova, Laurona. Da dove è uscito fuori Antonelli non lo so solo che... E anche Buzz Lightyear ragazzi, è cambiato tutto. Questa è la Moto 3 ragazzi. Proprio al podio lo voglio. Lo meritiamo. Bellissima sfida ragazzi, Cabaret è di un'altra categoria purtroppo. Chill ups. 2 giri alla fine. Chill ups, dai. Mamma mia, poi è stato tanto, sento dopo la moto partire qua raga. E Lightyear vuole il podio, Lightyear. Però stiamo guidando abbastanza bene. Ok. Buono. E anche Antonelli quando prendono largo so dolori. So veramente dolori. Però stiamo guidando bene adesso, non voglio portarmi sfiga per carità, può anche finire che c'è la caduta ma non me ne fotte niente. Pippotto mi supera. Sarà dura però il podio, c'è bella lotta per il terzo posto. Mamma mia, come sto sgommando. Final lap. Stavolta ho fatto le qualifiche migliori, dopo in gara diciamo non ho comunque il passo da qualifying session. No, mamma mia, qua rispetto veramente all'infinito, Questo è il punto. Odio sto Sachsenring. Perché siamo in terra teutonica. Bravo, dai, ancora una, dai. Mamma mia. Ormai Cane ha già vinto il titolo, Fiori. La cosa è abbastanza ufficiale. Questo è un errore che non dovevo fare, l'ho tornato molto qua. Curve in un inglese che ormai rasenta la perfezione biblica. Ok, vince Cane e Veneziano si porta a casa un terzo posto pesantissimo. Very good. Perfetto. Buono.
Vediamo se saliamo. Boom! E si sale. Si comincia a popolare. E siamo terzi nel mondiale. E godo. Dai che qua mettiamo ancora. Boom! Boom! Mamma mia. Ragazzi, alla fine ho optato per 85, però ho fatto una pole, perché non è una gara strafavorevole, però devo trovare il giusto compromesso, perché ho detto prima di 90, volevo spingermi 85, ma non vedo grosse differenze. Cioè non vinco, perché comunque abbiamo visto che il cane è più forte e tutto, però sono sempre a poco. Con sta moto magari non è proprio normalissimissimo. Adesso vediamo che fare, ragazzi. Tanto ci facciamo. Non ci credo, sei nato l'Argentina. Ma vaffanculo, ma la Nigeria si è mangiata di tutto e segna l'Argentina, ma va a cagare. Quanto li odio, prima che vincono il mondiale col nano malefico. Incredibile. Incredibile. Guarda Maradona. Maradona è un po' andato, It's incredible, it's incredible. Guarda che gola. Vabbè, concentriamoci perché sennò non possiamo fare MotoGP e mondiali. Abbiamo Lightyear davanti. C'è Lightyear. No, che sbaglio orrendo, mamma mia. Per superare Lightyear. Dai, fiori, dai. Occhio. Ok. Però Lightyear se ne sta, è strano, questo livello di difficoltà il primo non lo prendi mai, però arrivi a podio. È un buon cume sicuramente, un po' curioso, ma devono un po' livellarlo, la difficoltà ancora. Con le patch. Con le tipiche patch mondiali. Viva le patch, viva le patch, le patch. Sento anche la moto molto più veloce con i due aggiornamenti, raga. Ok. Molto cool, molto cool. Occhio. C'è tensione, c'è tensione. Sta a far capelli come. Lightyear però in fuga, e quando Lightyear è in fuga sono dolori. Maledetto Lightyear. Sì, vincere non è facile assolutamente. Comunque ho fatto benissimo a cambiare moto, ragazzi, con l'altra moto sicuramente sarei intorno alla quinta, sesta posizione, mentre sto comunque in questa curva la odio, ma porca di quella porca. Però in qualifica non l'ho sbagliata. Stiamo guidando bene, però adesso stiamo sbagliando diverse linee. Dai vecchio, su. Scodatissima di veneziano, ma si salva. Stiamo rischiando troppo però, Dai, tirare una fuga senza fine. Attenzione, c'è Jorge troccato. Ok. Ottimo direi. Perfetto.
Mancano 2 laps remaining. Attenzione Antonelli, mamma mia, stesso duello del Sachsenring. Stesso duello del Sachsen. Perché poi secondo me comunque alla lunga facevo fatica, le gomme si consumano, il pilota non è ancora fortissimo, alla lunga vengono fuori loro. Però riesco a fare delle belle qualifiche e mi ritrovo, finora non sbaglio, e questo è importante. Sbaglio qua in moto e arrivi ultimo secco. Mamma mia, sto guidando male adesso, però attenzione Jorge. Attento venezianone, attento, che è subito da questa gara di poco vendicativa anche. Laura Antonelli è secondo, noi siamo terzi, stiamo difendendo l'ennesimo podio. E se vediamo così, il prossimo anno ce la possiamo giocare la vittoria in Moto 3. Magari il prossimo anno mettiamo 3 giri in Moto 3, visto che l'abbiamo già fatta una categoria in Moto 3, così facciamo prima, magari possiamo anche tentare 3 gare a video. E dopo in Moto 2 ritorniamo con i 5 giri, se dovessimo ripetere il Moto 2, ma non credo, facciamo 3 dopo il MotoGP sempre, costantemente, 25%. Questa è la legge, è la Cooper Rules, a voi sempre la scelta, raga, io sono democratico su questo. Io vi lascio la possibilità di scegliere, non inglese maccheronico, un inglese schifoso, un inglese di merda. Eccoci qua. E siamo all'ultimo giro con un Cabaret quarto, ragazzi. Quando Cabaret è quarto la cosa mi insospettisce un po'. Questo è un erroraccio, ma porca trotas. Si vede qualche livelletto leggermente più alto. Solo che in qualifica veramente stiamo facendo delle qualifiche degne del miglior puro. Ok Beppe. Ultimo giro siamo però fuori dal podio e questa cosa non mi piace, qua si vede un po'. Anche 2-3 punti percentuali in più fanno la differenza, raga. Anche Cabaret mi supera. La moto non c'è più, raga, le gomme sono andate. Dai, forse il livello giusto, chissà. Almeno una volta davanti a Cabaret, cazzo. Ok. Cabaret mi supera. Maledetto Cava. Mamma che rischio. Facciamo una fatica bestiale, ragazzi, le gomme sono veramente finite. Le gomme sono veramente finite. Dai, almeno mantenere la quinta piazza. Almeno la quinta piazza. Podio sfumato, partiamo ancora dalla pole. No, mamma mia, l'ho salvata per miracolo. Miracolo. No, che cagata alla fine, ma mi salvo. Yes. Dai, il quinto posto che ci sta comunque, very good. Meno male, dai. Che sofferenza, raga. Che sofferenza. Siamo quarti nel mondiale. Va benissimo. Qua aumentiamo ancora. Boom. Siamo un po' in angolo di piega, siamo dove ci siamo messi meglio. Bene. Ma se possiamo fare un altro aggiornamento.
Cavo di Red Skull Gate? Oh, perché? Perché? Ah, ok, scusate. Sorry, boss. Sorry, boss. Tanto l'Argentina è passata, che a puttana di somare. Ok, sviluppiamo la moto. Boom, boom. Voglio prima tutta la potenza, fioi, mamma mia. Che arroganza, che arroganza. Raga, un saluto dal commentatore veneziano. La prossima tappa del mondiale è Austria e siamo iper favoriti. Ciao!